Bene, sono felicissima di vedervi. Iniziamo allora, benvenuti tutti. Abbiamo un ospite speciale oggi, siamo particolarmente felici di avere con noi la professoressa Đurđica Čilić, che è croatista e polonista, quindi il profilo ideale per noi slavisti che coltiviamo qui in questa disciplina importante. Quindi la professoressa Čilić insegna, è docente universitaria all'Università di Zagabria, ma non solo insegna, scrive libri e articoli, è anche molto presente nei media, nei eventi pubblici che parlano di letteratura, parla spesso in TV. Mi scuserà se cito questa cosa come una delle prime cose da dire di lei, ma voglio dire quanto è nota e amata anche da un ampio pubblico, lavora molto sulla divulgazione per l'amore per la letteratura e sa far innamorare della letteratura e della traduzione anche un pubblico molto ampio dei media e eh, eh, un pubblico ampio. È attiva anche nella società, nelle questioni politiche attuali, non si nasconde, non si tira indietro. Io direi che ha un innato senso di giustizia che la porta a fare varie battaglie e lottare per le buone cause all'università e al di fuori dell'università. In questo momento, per esempio, sta lottando con i suoi studenti contro l'aumento delle tasse universitarie. Anche questa è una caratteristica che vi può aiutare a capire il carattere e le qualità di persona. Nella sua pagina Wikipedia è scritto, non so chi l'abbia scritta, ma è scritto che è firmataria della dichiarazione della lingua comune. Allora spiego chi non ne ha conoscenza: è una dichiarazione linguistica importante creata da linguisti, specialisti e attivisti politici che chiede di portare fine alle segregazioni linguistiche e politiche tra le lingue croata, serba, bosniaca e montenegrina. Non mi sorprende affatto che lei ne sia firmataria, ma vedo dall'autore della pagina di Wikipedia che ha voluto mettere questo dato come un'ulteriore conferma della consapevolezza anche politica e sociale della professoressa, della docente Đurđica Čilić, di come lei non teme esporsi e controbattere soprattutto il nazionalismo dominante nei nostri paesi. Đurđica Čilić è anche scrittrice e io ho qua uno dei suoi libri di cui parleremo un po' più ampiamente alle 4 quando converseremo con lei come scrittrice. Ma in questa conferenza lei si presenta soprattutto come traduttrice, quindi traduttrice dal polacco in croato e traduttrice anche dal croato in polacco, na polski, proprio. E quindi la conosciamo in questo profilo che è il profilo, la professione forse futura di molti di voi. Lei è traduttrice letteraria, quindi ci spiegherà come è arrivata a questa professione, come è la vita di una traduttrice letteraria, chi ama tradurre e quali sono i suoi segreti del mestiere. Ci mostrerà un po' il suo laboratorio, il suo modo di operare. Dobrodošla, zahvaljujem na dolasku, na posjetu i ovdje te predstavljamo najprije kao prevoditeljicu i nadamo se da ćeš nam otkriti kakav je život književne prevoditeljice i kako ti to radiš. Dobar dan, dzień dobry. Niestety nie mówię po włosku, nažalost ne govorim talijanski,
i uvod koji je imala profesorica Badurina čini mi se jako dug, ništa nisam razumjela. Ono što mogu u svoje ime kazati, jako mi znači poziv koji sam dobila od profesorice Badurina da dođem k vama s velikom radošću i s velikom tremom, iako ne izgledam kao neko koji ima tremu i ko se nervira uoči svojih nastupa, ja to uvijek imam. Već sam sanjala noćas kako zaboravljam prezentaciju, kako ne mogu govoriti, pokušavam govoriti, a ne mogu govoriti, da je sve propalo, da je bilo katastrofa i da je bio totalni fijasko. Moj dolazak ovdje, nadam se da mi se taj san neće ostvariti. Hvala vam puno što ste došli. I evo, možda samo kratko da profesorica prevede. Quindi grazie per l'invito, purtroppo non parlerò in italiano, ho ascoltato l'introduzione che mi è sembrata molto lunga, scuso. Non ho capito nulla, però comunque voglio dire che io sembro rilassata, ma sono arrivata molto emozionata qua. Stanotte ho sognato di non riuscire a parlare, di aver dimenticato la mia presentazione, quindi avere un po' di emozione in queste occasioni è normale e sono felice di potervi incontrare. Danas bih voljela predstaviti neke probleme i zapravo neke izazove pred kojima se nađe svaki prevoditelj, možda pogotovo poezije. Mislim da je poezija ipak možda najzahtjevniji oblik jezičnog izražavanja koji je posebno zahtjevan za onoga ko želi prenijeti smisao i ljepotu pjesme iz jednog u drugi jezik. Sono qui per parlarvi della traduzione letteraria, ma soprattutto della poesia, alcuni problemi, alcune sfide che si presentano davanti a un traduttore della poesia, che è sicuramente un compito più esigente perché per chi vuole mantenere il suono e il senso dell'originale. Moja prezentacija ima puno slajdova i puno teksta. Možda se nećemo na svakom dijelu zaustavljati dugo, ali u slučaju da neko od vas bude htio, kasnije tu prezentaciju vam mogu poslati, pa možda onda u miru svoje radne sobe ćete se moći vratiti nekim dijelovima koje ćemo morati preskakati ili skraćivati. La presentazione ha molte slide, passeremo velocemente attraverso la presentazione, quindi salteremo alcuni slide. Comunque ve lo posso inviare successivamente dopo il nostro incontro e quindi con pace nelle vostre stanze potrete approfondire o leggere con calma alcune slide che sono effettivamente contengono molto testo. Naslov predavanja je prevoditelj kirurg ili bumbar. To su vjerojatno dvije riječi koje nam sigurno neće prve pasti na pamet kad razmišljamo o prevođenju. Kirurg je specijalizirani liječnik koji operira, a bumbar je jedna buba, jedan insekt koji nikakve veze nema sa ljudskim stvarima niti s jezikom. Il titolo è traduttore, un chirurgo o come si chiama bumbar, quel grosso insetto, quell'insetto che feconda le api, no? Non sono tanto brava a me. Credo che sia il bombo. Bombo, comunque un grosso insetto. Bombo, ok? Quindi non collegheremo mai l'attività di traduttore con una di queste due parole, però vi spiegherò perché ho paragonato la figura del traduttore al chirurgo e al bombo. Prezentacije uvijek bolje izgledaju kad imamo oni sliku. Ovu sliku nisam slučajno izabrala, pretpostavljam da vam je svima
poznata, to je Rembrandtov sat anatomije iz 1632. godine i ona nas zapravo dobro uvodi u današnju temu. Ce l'ho fatta, scusate. Le presentazioni di solito sono più divertenti se ci sono delle immagini. Questo è un quadro molto noto, l'ora di anatomia di Rembrandt, del 1632, e vi spiegherò perché l'ho messo. Ta slika prikazuje stvarnu osobu doktora Nikolasa Tulpa i njegove kolege, također liječnike. Naime, ta slika je zapravo prikaz stvarnog događaja koji se zbio u Nizozemskoj u 17. stoljeću. U to vrijeme, ispričavam se, sve ti stoji, tako da ako mene ne uhvatiš, sve zapravo stoji. Da. U to vrijeme bilo uobičajeno da se u amfiteatrima, dakle na javnim mjestima, vrše autopsije, da se otvara tijelo, dakle kirurškim medicinskim procedurama u to vrijeme jedinim uvriježenim, i da se to čini pred publikom. U publici su najčešće sjedili također liječnici, ljudi iz medicinske struke, ali su to mogli biti i građani ukoliko su platili ulaznicu. Dakle, postojao je kirurški ceh, liječnički ceh, koji je odlučivao o tome tko i po kojoj cijeni može sudjelovati voajerski u amfiteatarskom prostoru, promatrati kako liječnici otvaraju tijela pokojnika. In quel quadro noi vediamo un personaggio vero, un dottore e altri medici intorno a lui, la rappresentazione di un evento reale avvenuto nei Paesi Bassi nel XVII secolo. Così si facevano le dissezioni in un anfiteatro dove chi guardava dal pubblico erano prevalentemente medici, ma anche cittadini che potevano a pagamento entrare. L'ordine dei medici decideva chi poteva entrare e guardare, in questo senso un po' voyeuristico, e osservare l'atto della di dissezione. Dissezione. Sì, dissezione, ok. Još samo da vratimo na sliku. Dakle, ovo je Nikolas Tulp, liječnik. Ovo je pokojnik, Aris Kind, osoba koja je bila kažnjena smrću radi lopovluka. Dakle, on je bio naprosto prijestupnik koji je višestruko se ogriješio o zakon i završio je na obdukcijskom stolu. Dakle, njegovo tijelo je naprosto manje vrijedilo od tijela drugih pokojnika, odnosno moglo je biti upotrijebljeno u medicinske svrhe za kirurške operacije, odnosno kirurške procedure, gdje se zapravo u vrijeme kad je slika napravljena, kada je naslikana, dogodila jedna vrsta revolucijskog pomaka, odnosno anatomija je kao jedna grana medicinske znanosti jako dobila na važnosti i istovremeno je bila jedan tip simbola onoga što znanost radi. Quello che vediamo nel quadro è il corpo di un defunto che ha un nome e cognome, si chiamava Aris Kind, ed era un condannato a morte, un truffatore, ladro, condannato a morte e quindi considerato di minor valore, quindi il suo corpo aveva un valore che era minore di quello degli altri defunti e perciò poteva essere sottoposto a questi procedimenti chirurgici. In quel periodo la scienza stava vivendo una rivoluzione vera e propria in cui l'anatomia assumeva un ruolo molto importante e in qualche modo era il simbolo del progresso scientifico. Što je zapravo
sa anatomijom bilo tako specifično i zbog čega ona zrcali tu promjenu u znanosti. Naime, anatomija je zapravo, i ova slika to na simboličan način ilustrira, anatomija je simbol tog prijeloma koji se dogodio u znanosti jer pokazuje što zapravo radi znanost. Znanost nije sa svojim interesom se zadržala samo na površini, nego znanost uvijek ide ispod kože, da tako kažemo. Onako kako anatomski kirurg ide ispod onog što vidimo, tako zapravo i znanost hoće vidjeti više od onog što je samo predočeno na površini. Ide ispod stereotipa, ide ispod predrasuda, ide ispod onoga što nam na izgled na određeni način se ukazuje kao istina i kao potpuna istina. I u tom smislu zapravo anatomija kao jedna grana znanosti pokazuje kako znanost hoće vidjeti što ima iza toga, hoće proći dublje, hoće shvatiti mehanizme funkcioniranja, kako nešto radi. Dakle, da tako doslovce kažem, znanost ide ispod kože stvari. Perché l'anatomia ha avuto questo ruolo importante di simbolo della scienza? Perché in qualche modo dimostra quello che la scienza vuole fare, cioè andare sotto cute, andare a vedere più in basso, più in profondo, vedere di più, vedere anche nelle altre scienze al di sotto degli stereotipi, al di sotto delle apparenze, e per questo l'anatomia quindi acquista questo simbolo, questo ruolo del simbolo della scientificità. Samo da se vratim, mala digresija, ali možda će vam biti zanimljivo. Ako bolje pogledate ruku koju je Nikola Stulp otvorio, to je zapravo, ona bi po položaju tijela pokojnika trebala biti lijeva ruka, ali to je zapravo također desna ruka. Znači, da tako kažem, Aris Kind ima dvije desne ruke na ovoj slici, odnosno pretpostavka je, kad se napravio rentgenski snimak sata anatomije, ta pretpostavka se pokazala točnom, da je Rembrandt naknadno nacrtao ovu ruku otvorivši kožu i pokazavši sve mišiće, tetive, žile. Dakle, to je samo kuriozitet mali, nije povezan s našom temom, ali nešto je što je opisano. Sebald u Saturnovim prstenovima piše o tome. Ja evo iskreno da nisam čitala tu knjigu, ne bih ni znala. Samo evo nešto što bih htjela možda vam skrenuti pažnju, pa ćete kasnije moguće htjeti sam čitati o tome i proučavati. Na internetu ima jako puno članaka koji o tome govore. Solo una curiosità, qui il defunto sembra avere due mani destre. Se guardate meglio, quello che dovrebbe essere la mano sinistra, quella che è aperta con visibili vasi sanguigni, la carne, è il braccio destro. Quindi su questo sono state fatte delle indagini, è stata fatta una registrazione con raggi X del quadro e si è arrivati alla conclusione che Rembrandt probabilmente ha aggiunto questa mano successivamente, dopo che si è informato bene com'è l'aspetto della mano aperta. Non avrei saputo di questo dettaglio se non avessi letto il libro Gli anelli di Saturno di Sebald, quindi se vi incuriosisce questo dato e tutta la filosofia, il pensiero che se ne può sviluppare, andate a cercare anche in internet, potete trovare molte informazioni interessanti a riguardo, e comunque il testo di Sebald è molto istruttivo su questa, è molto filosofico su questo tema. Kad se vratimo na našu temu, što radi prevoditelj, mogli bismo zapravo kazati da je prevoditelj neka vrsta kirurga. Prevoditelj također ima pred sobom tekst, ali on kao i kirurg na satu anatomije, da bi zaista kirurg znao kako radi ta ruka, on mora vidjeti što čini tu ruku, od čega je ona konstruirana, što je omogućuje kretnje, što je omogućuje izgled kakav je, odnosno što joj daje svrhu i mogućnost da bude aktivna.
Tako slično zapravo i prevoditelj možemo kazati da je nalik kirurgu, zato što mora ući tekstu ispod kože. Quindi se ci chiediamo cosa fa il chirurgo, cosa fa il traduttore come chirurgo, beh, è un po' un chirurgo a una lezione di anatomia, questa è la traduzione del quadro, infatti, lezione di anatomia. E quindi approccia questo testo come un chirurgo che anche davanti agli altri deve essere in grado di mostrare come funziona un testo, come mai questo testo riesce a fare quello che fa, quindi come una mano che da viva riesce ad agire, a muoversi, a fare delle operazioni, così il traduttore deve capire cosa rende possibile l'effetto di un testo, analizzandolo a fondo. Prevoditelj nikad zapravo, gotovo ne kod književnog prevoda, ne prevodi jednu riječ drugom. To nikad nije puko, mehaničko mijenjanje, odnosno zamjena jedne riječi ishodišnog teksta drugom riječju iz ciljnog jezika. Prevoditelj zapravo slično kao kirurg mora otvoriti tekst, mora ga rastvoriti, vidjeti od čega se on sastoji, što ga čini, koji elementi su u njemu jako važni i ponovno ga rekonstruirati u drugom jeziku. Dakle, ne preseliti ga, zamijeniti riječ za riječ ili rečenicu za rečenicu, stih za stih, nego ga rastvoriti, shvatiti mehanizam njegovog funkcioniranja, odnosno sve elemente koji ga čine baš takvim kakav je i onda ga ponovno rekonstruirati, ali u svom jeziku. Quindi nella traduzione poetica naturalmente non possiamo tradurre parola con una parola adeguata nell'altra lingua, ma dobbiamo agire come dei chirurghi che devono aprire il testo e poi ricostruirlo, non semplicemente trasferirlo da una lingua all'altra, ma capirne il meccanismo. Jesam preopširna. Bene, sì. Što je važno kad prevodimo poeziju? Mi zapravo prije svega stojimo pred zadatkom da shvatimo što nosi smisao, što je nositelj smisla u pjesmi. Postojao je jako važan i utjecajan poljski pjesnik i prevoditelj poljske književnosti na engleski jezik, ali i književnosti s engleskog jezika na poljski jezik, Stanislav Baranjčak. Stanislav Baranjčak je između ostalog, dakle kao prevoditelj praktičar, ali i kao teoretičar prevođenja, kazao da svaki književni tekst ima nešto što bismo mogli nazvati semantičkom dominantom. Quindi che cosa porta il senso in una poesia? Il poeta e traduttore polacco che ha tradotto soprattutto verso e dall'inglese in polacco, Stanislav Baranjčak, ha detto che ogni testo ha una dominante semantica. Dominante semantica. Semantička dominanta u pjesmi može biti njezin ritam, može biti njezina melodija, može biti njezin stil, tema te pjesme, neki motiv, a semantička dominanta također može biti kombinacija nekih od tih elemenata, ali oni nikad nisu svi jednako važni. Jedan ili nekoliko njih u kombinaciji zapravo su ono što nazivamo semantičkom dominantom, odnosno nositeljem smisla pjesme. Quindi questa dominante semantica può essere varie cose in una poesia, può essere il ritmo, può essere melodia del testo, può essere il suo stile, il suo tema, un motivo che appare nella poesia, oppure una combinazione di vari elementi in cui sempre uno è dominante, non sono mai alla pari, ugualmente importanti come portatori di senso. S obzirom na razlike između jezika,
Nemoguće je izgraditi istu takvu pjesmu, čak i kad otkrijemo semantičku dominantu, čak i kad precizno detektiramo što je nositelj smisla u pjesmi, mi zbog razlika u jezicima ne možemo u potpunosti rekonstruirati tu pjesmu u ciljnom jeziku. I zbog toga je zapravo prevođenje uvijek interpretacije. Prijevod nikad nije doslovan prijevod i potpuni ostvaraje te pjesme u drugom jeziku, nego neka vrsta njegovog prepjeva, odnosno njegove sestre, blizanke ili u svakom slučaju nešto što je slično, ali nikad isto originalnom tekstu. A causa delle differenze fra le lingue è ovviamente impossibile ricostruire perfettamente, anche quando siamo certi di aver individuato precisamente la dominante semantica oppure questo portatore di senso. In ogni caso, nella nostra traduzione si tratterà di una interpretazione, di una ricreazione, di una creazione di una specie di sorella, gemella della poesia originale. I prevoditelj uvijek mora praviti kompromis. E bisogna sempre scendere a dei compromessi. Pred nama je pjesma vrlo poznatog, moram kazati, meni jednog od najdražih poljskih pjesnika, Zbigniewa Herberta. Questa è una poesia di Zbigniew Herbert, il mio poeta più amato, che parla della traduzione. Koja govori o prevođenju, dakle ovo je konačno talijanski, ovo je talijanski prijevod. Ecco, qui abbiamo la traduzione italiana. Però traducono come Calabrone. Calabrone dice? Ecco, mi mancava, sì. Mogu se moliti nekog od vas da je pročita na talijanskom, tako da je svi čujemo. Silvia vuole provare lei a leggere in italiano? Come un calabrone disgraziato si è posato sul fiore, piegandolo lo stelo flessuoso, si fa lago tra le file di petali, simili a pagine di un dizionario, tende al centro, ove c'è aroma e dolcezza. E benché raffreddato e sprovvisto di gusto, si ostina, finché sbatte la testa contro il giallo pistillo. E qui è la fine. È arduo penetrare attraverso il calice dei fiori, fino alla radice. Perciò il calabrone esce, pieno di orgoglio e rompo sonoro, sono stato nel centro. A quelli poi, che non del tutto li credono, mostra il naso impolverato di giallo. Super, da? Ovdje na poljskom, dakle, šmijel, a kako je bilo na talijanskom? Calabrone. Calabrone, to je ta riječ. Da. I ovdje je na hrvatskom, po prevođenju poezije, kao nespretni bumbar, sjeo je na cvijet, savila se tanka stabljika, probija se kroz retke latica, sličnih stranicama rječnika. Želi u središte, gdje su miris i slast. I mada ima grlobolj i gubitak čula njuha, sve jednako želi, udara glavom u žuti prutić. I tu je kraj. Teško se probiti kroz čašku cvjetova do korijena, pa bumbar izlazi vrlo ponosan i zuji na sav glas. Bio sam u središtu. A onima pak što mu ne vjeruju sasvim, pokazuje nos žut od praha. To je moj prijevod. Pravila sam puno kompromisa. Ho fatto molti compromessi. Možda da ne ulazimo u detalje, ali recimo grlobolja, katar. Katar na poljskom zapravo više znači prehlada. Katar è più raffreddore in polacco, invece io l'ho tradotto come grlobolja, mal di gola. Tako da tu može biti prehlada i ne bi bila greška. Žuti prutić je zapravo tučak. Žuti prutić in verità è il tučak, kako je na poljskom? Dio cvijeta. Da, kako se tučak. A kako je bilo na talijanskom? Evo na talijanskom. Stelo. Stelo. Pistillo.
Dakle, to su ta rješenja koja... Invece io ho messo nella sua traduzione, možeš staviti svoju? Mhm. Žuti prutić, quindi un stelo sarebbe, ma molto più generica come parola, non è tučak, che sarebbe la parola botanica. U svakom slučaju ova pjesma nam otvara jednu drugu perspektivu. Možda prevoditelj nije kirurg, nego je bumbar. Quindi questa poesia ci apre un'altra prospettiva, forse il traduttore non è un chirurgo, ma è un calabrone. Naime, ovo je pjesma koju je napisao pjesnik koja govori o prevođenju i o tome da je prevođenje nemoguće. A istovremeno smo tu pjesmu upravo preveli, na talijanskom smo je vidjeli i na hrvatskom. Dakle, pjesma o prevođenju koja govori da je prevođenje nemoguće, koja je prevedena. Quindi questa è una poesia di un traduttore che parla di come la traduzione sia impossibile, ma è allo stesso momento tradotta in due lingue e scritta da un traduttore. Napisao je prevoditelj. On je pjesnik, on nije prevodio. A on je samo pjesnik. Da. Ali on je prevodio. Malo s francuskog, malo, da. Quindi non è traduttore lui, comunque è un poeta che parla di come è impossibile tradurre, ma poi viene tradotto e noi lo leggiamo in traduzioni. I pjesma je zapravo prevedena na jako puno jezika, iako govori o nemogućnosti prevođenja poezije. La poesia è stata tradotta in molte lingue e se parla dell'impossibilità di tradurre. Pjesma je zapravo pomalo posprda, na posprdan, humoran, ali posprdan način govori o prevoditelju kao nekome pred kim stoji jako puno prepreka da bi došao do srži onoga za čim traga. Come avete avuto modo di percepire, la poesia è un po' ironica, deride la figura del traduttore che risulta un po' goffo, un calabrone che cerca di arrivare al centro ma non può, ci sono troppi ostacoli per arrivare al nucleo del senso. Dakle, prevoditelj koji stoji pred ovom pjesmom, kad je vidi na poljskom jeziku, on zapravo zna da je on tema te pjesme i da nije ni malo pohvalno u njoj prikazan. Quindi un traduttore non si sente molto stimolato a tradurre, quando legge questa poesia si sente un po' deriso. Podijeljena je pjesma na dva dijela, možda ja nisam grafički dobro prikazala, ali po svom smislu lako razaznamo gdje su ta dva dijela. Znači, u prvom dijelu pjesme prevoditelja upoznajemo kao nekoga ko je pompozan, tvrdoglav, po svaku cijenu želi u cvijet i to nam naglašava pjesnik dva puta. On želi, on sve jednako želi, hoće prodrijeti u središte pjesme po svaku cijenu, u njezinu srž, ali je nespretan, naprosto nije ni građen, niti je po svojim čulima i svojoj fragilnosti koje nema, ni svoje suptilnosti koje nema, nije zapravo spreman za ono što po svaku cijenu želi i kreće napraviti. Još mu je nos začepljen, dakle još hoće osjetiti miris pjesme, a ima dodatnu lišenje, mogućnosti da nešto omiriše, ali sve jednako ide. On željeti nije negativno konotiran glagol, to je dapače asocira nas na nešto, na neku težnju, na neki cilj, neku ambiciju, nadanje, ali ovdje zapravo ta njegova želja nam se ukazuje kao nešto odbojno. On želi ostvariti nešto zašto nije kapacitiran. Questa poesia si può dividere in due parti, non so se avete avuto modo di coglierlo. Nella prima parte il calabrone è presentato come
pomposo, come molto sicuro di sé, ostinato, vuole assolutamente entrare dentro il fiore, ma nel farlo è goffo, è maldestro, non ha le capacità che servono per farlo, è troppo grosso, e poi ha il naso chiuso perché è raffreddato, quindi non ha la capacità di sentire l'odore. C'è il desiderio di per sé non è negativamente connotato, quindi il suo desiderio può essere un'ambizione positiva, però in questo caso questo suo desiderio ci risulta un po' antipatico, forse, un po' sì, Antipatico, antipatico, perché lui non ha le capacità di realizzarlo, quindi questo suo ostinarsi ci respinge un po', non ce lo rende simpatico. Dakle, Bumbar, koji je u ovoj pjesmi zapravo prevoditelj, je vrlo neoprezan, tako je prikazan. Moguće da mu zapravo u njegovom poslu izmiče smisao pjesme, fali mu poniznosti, fali mu respekta prema tom cvijetu, je prema pjesmi, lišen je suptilnosti, u nemogućnosti je da osjeti zapravo tu putenu ljepotu srži cvijeta, ali svejedno ide prema njoj jer je nesvjestan svoje limitiranosti. On ne zna da nije za taj posao. On ne zna da je to posao koji ga nadrasta, ali njegova nestrpljivost, njegova radoznalost, njegova želja ga zapravo gura u to. I nema realnu sliku samoga sebe. È un po' sconsiderato questo Calabrone, gli sfugge il senso, non ha le capacità, come abbiamo detto, non ha l'umiltà, il rispetto, non ha la finezza che serve per capire il fiore, non riesce a capire l'aspetto erotico dell'odore del fiore, ma non è consapevole di questa sua incapacità, l'ambizione lo porta avanti. To je prvi dio pjesme. Questa è la prima parte. U drugom dijelu pjesme mi zapravo saznajemo ono što je bilo očekivano, on nije uspio. Svjedočimo njegovom neuspjehu i sam konstatira tu je kraj. Quindi nella seconda parte noi arriviamo a sapere quello che si poteva aspettare, che non ce l'ha fatta e lui stesso riconosce qui è fine, quindi devo fermare. Njegova želja i njegovo nastojanje istovremeno su i početak i kraj njegovog posla i mi vidimo zapravo da je taj posao uvijek nedovršen. Quindi il suo desiderio è allo stesso momento inizio e fine del suo lavoro, e qui capiamo come questo tipo di lavoro non può mai veramente finire. Ali prevoditelj prevodi pjesmu, Bumbar izlazi iz cvijeta i kaže bio sam unutra. Ma il traduttore traduce, il Calabrone esce dal fiore e dice sono stato dentro. Mi mu ne možemo proturječiti jer je on jedini svjedok svog bivanja unutra. On kaže da je bio, a s obzirom da mi nismo bili, mi mu moramo vjerovati. Non possiamo contraddirlo perché lui è l'unico testimone della sua impresa e quindi dobbiamo credergli. Odnosno možemo i ne moramo. Cioè, On ima, dobbiamo e possiamo anche non credergli. on ima žuti nos, dakle dodirnuo je, Polvere. nešto je dodirnuo što mi nismo i taj žuti nos istovremeno nešto što nas može zavarati i ponukati nas da vjerujemo njegovom prijevodu ili nam biti nedovoljno i zbog toga onda odbacujemo prijevod kao nešto što je neuspio pokušaj. Questa polvere che gli resta sul naso può essere
una cosa che ci soddisfa, così in base a questo gli diamo retta e crediamo a quello che lui ha visto dentro, oppure invece può non soddisfarci e possiamo giudicare la sua testimonianza falsa. Drugim riječima zapravo za dobar prijevod je također važan blagonaklon čitatelj. In altre parole, per una buona traduzione abbiamo bisogno di un lettore ben disposto, di una lettrice, un lettore ben disposto. Dakle, za prevođenje možemo kazati da je to zapravo vrlo složen posao i u njemu nisu samo ishodišni i prevedeni tekst, nego u njemu postoje i prevoditelj i čitatelj. Dakle, to je jedan četverokut gdje su sva 4 elementa važna. Quindi in questo lavoro complesso del traduttore abbiamo in verità 4 attori che sono il testo di partenza, il testo di arrivo, ma anche il traduttore e il lettore, la traduttrice, la lettrice. I mogli bismo kompromisno kazati zapravo da je uspio onaj prijevod gdje su sva 4 ta elementa jednako zastupljena, gdje su svi uzeti u obzir. Una traduzione ben riuscita è quella dove tutti e 4 gli elementi sono ugualmente considerati, presi in considerazione. I obično kažemo zapravo da je uspio onaj prijevod koji je uzeo u obzir sva 4 elementa i onaj prijevod koji je uspio postići isti učinak na svog čitatelja u ciljnom jeziku kao što je originalni tekst izazvao kod svojih čitatelja koji ga čitaju na ishodišnom jeziku. Di solito consideriamo riuscita quella traduzione che riesce, rispettando tutti e 4 gli elementi, ad ottenere lo stesso effetto che ha ottenuto l'originale. I sad dolazimo do naše pjesme koju ste već dobili ranije. Poi arriviamo alla nostra poesia che avete già considerato. Chi non ha, abbiamo preparato delle stampe. Vedete? Ova prva fotografija na kojoj vidite tekst pjesme, to je kratka pjesma i cijela se vidi ovdje, ali bih htjela vam pokazati drugu fotografiju koja pokazuje gdje se ta pjesma zapravo nalazi. Dove si trova questa poesia? Ecco, qui vedete... Znači ovdje ste vidjeli samo zid. Qui vedete solo il muro e qui vedete che si tratta di un murales. E quindi dove si trova? Gdje je to? Słupsk, grad, poljski mali grad. In una piccola città in Polonia. Možda samo par riječi o Wislawi Szymborskoj. Pretpostavljam da vam je barem ime poznato. Solo qualche parola di informazione della poetessa Szymborska che sicuramente conoscete. Tu je i njezino lice prikazano na ovom muralu. Wisława Szymborska je poljska pjesnikinja koja je živjela od 1923. do 2012. godine. Mogu još. I zapravo je jedna od najpoznatijih Poljakinja u svijetu, a sigurno uz Olgu Tokarczuk najpoznatija poljska književnica, prije svega zahvaljujući Nobelovoj nagradi koju je dobila 1996. godine. Qui potete vedere anche il suo viso, poetessa polacca che visse dal 1923 al 2012, sicuramente donna polacca più conosciuta nel mondo accanto ad Olga Tokarczuk, e questa
questa fama è dovuta anche al premio Nobel che vinse nel 1996. Voljela bih isto da ovaj naš susret zapravo možda vas potakne na neka dalja istraživanja u vezi s poljskom književnošću ili poljskom poezijom. Ako se to dogodi, toplo preporučujem da obratite pažnju na Vislavu Šimborsku. Ona je bila ne samo vrhunska pjesnikinja, nego jako zanimljiva javna ličnost koja je bila potpuno zatečena Nobelovom nagradom. Većina pisaca zapravo možda potajno priželjkuje neku vrstu priznanja, neku vrstu zapravo prepoznatljivosti i afirmiranosti koju donose nagrade. Ona je vjerojatno pripadala onim malobrojnim koji ne samo da nisu sanjali o nagradama, nego u trenutku kad ju je dobila, ona je gotovo bila oneraspoložena tom vješću. Ecco, questo nostro incontro spero vi motiverà anche a fare altre indagini, a studiare la letteratura polacca, occuparsi. Ecco, vi invito a cercare, a fare piccole ricerche su questo personaggio straordinario. Era un personaggio pubblico importante e quando vinse il Nobel era quasi dispiaciuta. La maggior parte degli scrittori anela a questo premio, lo sogna segretamente o apertamente, dimostra di volerlo come un grande riconoscimento. Lei era tra quei pochi che invece non se lo aspettava minimamente e anzi non voleva sconvolgere in tal modo la sua vita. Možda još jedna zanimljiva stvar u vezi s njom, dakle Nobelova nagrada je vrlo izdašna financijska nagrada i Vislava Šimborska je sav novac koji je dobila te 1996. Ostavila na bankovnom računu, uopće nije trošila, poživjela je još 16 godina i cijelu tu sumu netaknutu je ostavila u nasljeđe pjesnicima, prevoditeljima zajedno sa svojim stanom, dakle sve što je imala, a to je bila ta jedna skromna nekretnina i ogromna zapravo suma na bankovnom računu, njezinim testamentom je pripala pjesnicima, prevoditeljima, ljudima koji se bave promocijom književnosti i koji je stvaraju. Come forse sapete, il premio Nobel è una gran somma di denaro e lei questo denaro non lo ha considerato fatto, lo ha lasciato sul conto bancario, ha vissuto poi altri 16 anni senza mai toccarlo e questo fondo è rimasto come un fondo per le attività dei traduttori, dei poeti insieme al suo appartamento che è diventato museo. I sad se vraćamo na njezinu kratku, ali vrlo važnu pjesmu, Dvonj. Možda da je pročitam na hrvatskom, ja je ovdje imam zapravo ovako na poljskom, na talijanskom, Čitamo na sva tri. Na sva tri može. Leggiamo, chi può leggere in polacco? C'era Qualcuno- queste ragazze se vuole... Provi. Dłoń. 27 kości, 35 mięśni, około 2000 komórek nerwowych. Każdy opustę naszych 5 palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać Mein Kampf albo Fakty Fakty. Hvala, dziękuję. Talijanski. Chi vuole leggere in italiano? Forse Anna Maria? La mano, 27 ossa, 35 muscoli, circa 2000 cellule nervose in ogni polpastrello delle nostre 5 dita. È più che sufficiente per scrivere Mein Kampf o Winnie the Pooh. Bene. E infine... I Šaka, možda Mirza. Možete vi, Anna Maria? Ne, Mirza, da, tako je. Aha, čusto. Čaka, 27 kostu, 35 mišića,
oko 2000 živačnih stanica. U svakoj jagodici našim 5 prstiju. To je sasvim dovoljno da se napiše Mein Kampf ili Medovini Vili zvanice. Hvala. Dakle, kratka pjesma, a za prevoditelja jako puno izazova ima. I to već u naslov. È breve ma piena di sfide per il traduttore, è già a partire dal titolo. Dvonj. Poljska riječ dvonj. U prijevodu na hrvatski se može kazati ruka, šaka, dlan, pesnica. To su sve bliskoznačnice, nijedna nije potpuni ekvivalent poljskoj riječi dlan. Dvonj. Quindi questa parola polacca, in verità, anche se suona vicina a dlan in croato, ma si può tradurre anche come ruka, šaka, pesnica, che sono corrispettivi di mano, pugno, pugno. To je punjo, aha. Pesnica, ne znam, pesnica bi bilo sinonimo šake, quindi in vari modi possiamo tradurre. A na poljskom riječ dvonj, to je naprosto ovo. Znači črenki od nagastka do konca pasa. Odavde do ovdje. To je i s obje strane. Dakle, dlan, na hrvatskom je dlan samo ovo, a dvonj na poljskom je sve ovo. Ah, quindi, avete capito? È un falso amico in verità. Quindi perché in croato dlan è solo il palmo, no? Quindi invece in polacco dlan è Entrano delle cose, cioè si può dire na dłoni e si intende questo, quindi come sul palmo, però per metonimia può indicare tutta la parte. Quindi è sia l'uno che l'altro. Mentre in croato dlan è proprio solo quello. Pitati iz dlana. la parte. Čitanje iz Il dlana. palmo. Il palmo, sì. Sì. Palmo, si è detto la parte. Sì. No, infatti mi sembrava Sì, sì. il palmo. Ok. Tako da nudi nam se na hrvatskom jeziku nekoliko opcija kako bismo taj naslov mogli prevesti, ali nijedna u potpunosti ne odgovara poljskom riječi dlan, poljskoj riječi dlan, i dvije koje bi bile najvjerojatnije, vjerojatno najprikladnije su zapravo ruka i šaka. Quindi in croato si apre tutta una serie di possibilità e in verità quello che si avvicina di più sarebbe šaka, cioè pugno o mano. I sad je to ta dilema pred kojom stoji već kod naslova. Dakle, prevoditelj Siamo appena al titolo, a livello del titolo, e abbiamo già si aprono questioni. Prevoditelj se razveseli, kratka pjesma, Nobelovka, ovo će biti lako i već... Quindi il traduttore pensa, ah che bello, una poesia breve, una vincitrice del Nobel, divento subito famoso, invece dal titolo si trova davanti a delle scelte. Ruka i šaka su zapravo dvije riječi koje na hrvatskom jeziku ne znače isto i koriste se u više vrlo različitih konteksta. Zašto bi bilo dobro prevesti dvonj kao ruka? Zato što je ruka i u hrvatskom i u srpskom jeziku zapravo neutralan pojam, kao i dvonj na poljskom. Dakle, stilski je to neobojena riječ. Kažemo da pero ili olovku držimo u ruci, pišemo lijevom ili desnom rukom, nešto što je ispisano rukom nazivamo rukopisom, rukovanjem nazivamo pozdravljanje kada nekome pružamo ruku, držimo se za ruku, dakle nema ništa negativno u semantičkom talogu te riječi. Dočim riječ šaka na hrvatskom nije tako bezazlena, nije tako neutralna. Kad kažemo da se neko tukao, kažemo da su se ljudi tukli šakama, ne kažemo tukli su se rukama, tukli su se šakama. Kad kažemo da nekoga držimo u šaci, to znači da ga zapravo, da je ovisan o nama, da je u nekom nepovoljnom položaju u odnosu na nas. Bio je jedan boksač u Zagrebu kojemu je nadimak bio šaka sa Srednjaka. Srednjaci su kvart u Zagrebu. Za nekog ko je u lošem stanju ili ko je karakterno slab, kažemo da je šaka jada i tako dalje. Dakle, riječ šaka uglavnom se pojavljuje u negativnom kontekstu puno češće
nego li riječ ruka. Tu ti piše, tako da ako si, preduga sam bila, ispričavam. Lasciami a te riprendere. Quindi la scelta fra ruca, mano, e sciacca, pugno, si presenta molto simile all'italiano. Quindi mano, ruca, è un termine neutro, similmente al termine polacco che sta come titolo della poesia. È stilisticamente non marcato, possiamo dire tengo la penna in mano, il manoscritto. Tutto questo ha i referenti croati che avete sentito nominare dalla professoressa. Possiamo dire ci teniamo per mano, quindi tutte cose neutre o addirittura positive. Mentre sciacca, pugno, non è neutro affatto, noi ci prendiamo a pugni, teniamo qualcuno in pugno, anche questo, sono tutti frasemi perfettamente traducibili in italiano e sono sempre connotati negativamente. Un pugile ha avuto il soprannome pugno, e per una persona di carattere debole, diciamo shakkayada, cioè un pugno di niente. Shakkayada, questo è un termine difficilmente traducibile. Comunque, ecco, questa scelta si presenta come non proprio equilibrata, cioè abbiamo due termini molto diversi. Zašto bi ipak možda trebalo prevesti poljsku dvonj sa hrvatskom riječju šaka? Vratimo se na pjesmu. Ako pogledate prve stihove, vi vidite zapravo da pjesma počinje poput anatomskog, opet se vraćamo na anatomiju, poput anatomskog opisa šake. Dakle, onako kako bi u anatomiji bila opisan taj dio. Dakle, ruka je sve ovo. A šaka je samo u anatomskom smislu ovaj dio i zapravo počinje pjesma anatomskim opisom šake, ne ruke, i zbog toga, ako hoćemo zapravo slijediti taj anatomski registar u kojem počinje pjesma, odabir šake je primjereniji. Se vogliamo, adesso vi dico gli argomenti a favore di tradurre con sciacca, con pugno e non con... innanzitutto la poesia inizia con questa descrizione anatomica, qui torniamo all'argomento della chirurgia e dell'anatomia. Abbiamo la descrizione anatomica del pugno, mentre ruca in croato, noi qui abbiamo tradotto con mano, ma in verità ruca significa mano e braccio, intero braccio. Vista qui la concentrazione sulla parte del pugno, sciacca forse sarebbe una soluzione migliore del ruka. I sad me zapravo zanima kako vi nakon ovog razlučivanja tih dvaju pojmova u prijevodu na hrvatski, kako vi čujete odabir mano na talijanskom? Ecco, adesso mi interessa invece il vostro giudizio della scelta del traduttore italiano. La mano, se siete d'accordo, se vi sembra giustificata, se vi sembra dopo questa discussione. Cosa pensate? Postoji li takva semantička razlika između tih dviju riječi na talijanskom? Semantička razlika između mano i pugno, kao ruka i šaka, identična, dakle pugno je isto borilački, a samo nema problema ruke jer imamo drugu riječ za cijelu ruke. Da, dakle mano je doista samo... Onda je ovo dobro. Tako da u talijanskom se in italiano in verità questo problema non si pone perché non c'è la differenza, cioè mano non può significare braccio, anche se in verità qualche volta diciamo mano dentro e pensiamo al braccio dentro. No, ok, mano e mano. No, piuttosto lo stesso problema c'è in polacco e quindi questa è la ragione per cui si chiama duogni in polacco e non ręka, perché se fosse chiamato ręka sarebbe stato di nuovo fino... Tak, oczywiście, tak. C'è lo stesso problema in polacco e per questo usa duogni.
perché Duogni è solo questo. Ecco, quindi in verità questo direbbe a favore della scelta di Sciacca. Sì, esatto. Quindi in polacco abbiamo la stessa divisione fra mano e braccio, per cui lei non dice ruka, ma dice Dłoń. odnosno pugno, Sciacca. Mogu ja sam i to Da pače. Da, mi kad smo radili ove vježbe prijevod, odnosno kad smo prevodili, bila je ista rasprava. Da li ste preveli sa Šaka, zašto ste preveli sa Šaka? I nekako nam se isto pojavio argument da, kao kad se piše, Piše se rukom. da se zatvori ruka. Aha, da je to je da. To sam i ja razmišljala, da je zapravo Šaka uvijek zatvorena, a otvorena Šaka sam i Da. čula. Quindi qui c'è che noi il pugno lo immaginiamo sempre chiuso e quando Studiamo col pugno. scriviamo Čim pisa kraju biti zatvorena ruka. Da. Šaka. To nam je tako bilo zbog Mein Kampfa i zato smo mi argumentirali zašto ste preveli kao Šaka. Sad kad nastavimo analizirati pjesmu, onda ćemo ponovno vidjeti da ruka također nije loš izbor. Da. Ja sam sad pokazala zašto mi se Šaka učinila pogođenim ako slijedimo taj anatomski element, ali ako ga zanemarimo što možemo, s obzirom na ostatak pjesme, na drugi dio pjesme, on se ponovno pojavljuje ruka kao dobro rješenje. La soluzione di Ruka resta aperta, quindi non la abbandoniamo e vedremo altri argomenti a favore di tradurre il titolo con Ruka, però qui abbiamo optato per Šaka per metodo anatomico e per questo inizio anatomico della poesia. Naime, u ovoj pjesmi postoji ono što nazivamo cezurom, odnosno ona je podijeljena u dva dijela, ali ne grafički je kompaktna, ali ima cezuru, odnosno dolazi do neke promjene u toj pjesmi. Naime, u prvom dijelu to je zaista anatomski opis ruke. Navode se svi anatomski dijelovi koje ima svaka zdrava ruka. Dakle, baš svaka Šaka bilo koga od nas, ako smo kako bih rekla, obični, prosječni i fizički neoštećeni, svi imamo istu biološki, ali egzaktno gledano svi imamo istu ruku s jednakim brojem prstiju, živaca, jagodica, tako dalje. In questa poesia c'è una cesura, come sapete cesura interruzione, il testo poetico è divisa in due parti, ma non sono visibili graficamente. La poesia si presenta compatta, invece ve lo sentiamo a livello semantico perché c'è un cambiamento. La prima parte descrive soltanto la composizione anatomica della mano, di una mano di chiunque di noi che non abbia difetti o menomazione, quindi la mano di una persona qualsiasi. I dakle u tom prvom dijelu pjesme čitamo tu pjesmu gotovo onako kako bismo čitali fragment iz anatomskog atlasa gdje je ta ruka opisana. Suhoparno, gotovo administrativno, u svakom slučaju udžbenički jedan registar. A onda slijedi obrat, odnosno mijenja se intonacija pjesme i samim tim i cijeli njezin smisao. Dakle, u prvom dijelu nam se kaže sve su ruke iste, a u drugom dijelu pjesme nam se kaže nije isto ono što radimo s njim. Quindi la prima parte la leggiamo come una parte amministrativa, la leggiamo come un atlante di anatomia e poi abbiamo questa svolta che cambia l'intonazione del discorso poetico e che da un'affermazione che dice tutte le mani sono uguali, invece afferma non è invece indifferente quello che con la mano facciamo. Quindi non è la stessa cosa come la utilizziamo, cioè non è indifferente come la utilizziamo. Ti poslovi koje radimo rukama mogu biti različiti u nekom praktičnom smislu. Rukama možemo raditi nešto vrlo konkretno, nešto grebuckati, plesti, čačkati nos, uši, farbati i tako
dalje. Međutim, rukama vrlo često radimo i apstraktne, odnosno intelektualne, odnosno neke umjetničke poslove, čiji rezultat nije tako očit, kao u slučaju čačkanja nosa. Quindi varie operazioni che possiamo fare con una mano possono essere banali, pratiche, minime di quotidianità che hanno degli effetti immediati, per esempio, mettersi le dita nel naso, però possiamo operare con le mani anche lavori intellettuali, artistici, che non hanno risultati immediati. Ovdje je, dakle, u ovoj pjesmi zapravo prikazan rezultat rada ruku u dvama međusobno vrlo različitim naslovima, odnosno dvijema vrlo različitim knjigama. Quindi in questa poesia abbiamo l'esempio di due risultati a due poli estremi in due libri diametralmente opposti. Jedna je Winnie the Pooh, a druga je Mein Kampf. Jedna, dakle, Milneova knjiga Winnie the Pooh, knjiga je koju znamo iz kulture, pop kulture, iz naših možda najranijih lektira. Dakle, topla priča, odnosno serija priča o medvjediću, kojeg po ilustracijama također svi znamo, žutom medvjediću, njegovom crvenom prslučiću koji ima prijatelje, s kojima je uvijek zapravo u dobrim odnosima, s kojima uvijek može računati na podršku, na suradnju, na empatiju, na solidarnost. Dakle, to je jedna priča koja djeci ili konzumentima tih pripovijesti daje poruku isključivo pozitivnu, humanu, plemenitu i ni u kom smislu zapravo ne prikazuje mračnu stranu međuljudskih odnosa. Quindi da una parte abbiamo Winnie the Pooh, il libro che conosciamo tutti, e ha anche un'immagine che ci è molto vicina, un racconto pieno di calore umano. Winnie è in buoni rapporti con tutti i suoi amici, è una storia piena di empatia e di solidarietà. Mein Kampf, s druge strane, Mein Kampf je, ako ste primijetili, na talijanskom prijevodu oba naslova, onako kakav su u originalu, Winnie the Pooh na engleskom i Mein Kampf na njemačkom, tako je i talijanska verzija ove pjesme sačuvala te naslove u njihovim originalnim inačicama, jer su one naprosto, ako se ne varam, tako su te knjige publicirane i ovdje. Se avete notato, in italiano, nella versione italiana della poesia, i due titoli sono in originale, probabilmente perché in italiano effettivamente i due titoli esistono così. Winnie the Pooh non è stato tradotto, non esiste una No, esiste, però credo che rimanga col titolo inglese, non hanno cambiato. Sì, no, certo è stato tradotto, ma il titolo penso che È rimasto così. è rimasto Winnie the Pooh e Mein Kampf lo stesso. Međutim, ima jedna zapravo suštinska razlika između ta dva naslova. Winnie the Pooh je ime, a imena često ne prevodimo kad prevodimo, ali Mein Kampf nije ime. Mein Kampf je moja borba. To su dvije riječi u njemačkom koje naravno imaju svoje valente na svim jezicima. Nažalost, riječ borba postoji u svim jezicima kao i zamjenica moja. Međutim, ostavljen je naslov talijanskog. Non è la stessa cosa perché Winnie the Pooh è un nome, quindi possiamo accettare il fatto che non venga tradotto perché i nomi di solito spesso non vengono tradotti, mentre Mein Kampf ha un significato, sono due parole che significano la mia battaglia. Battaglia purtroppo esiste in tutte le lingue e quindi questo si poteva tradurre. Zašto je dobro da je Mein Kampf kao naslov originala zadržan i u prijevodu, zadržan i u hrvatskom prijevodu kao Mein Kampf? Zato što je taj naslov jako prepoznatljiv u najnegativnijem smislu. Dakle,
Kad bismo to preveli kao moja borba, prvo sad bi nam se moglo u asocijativnom nizu i pojaviti Knausgaard, odnosno njegova poznata proza, odnosno roman. Međutim, Mein Kampf je u našoj kulturi, zahvaljujući dobrom razumijevanju opasnosti te knjige, jer ona naravno u velikoj mjeri nosi elemente njegovih naopakih političkih stajališta. Mein Kampf je zapravo naslov koji je više od naslova, odnosno koji podrazumijeva zlo, koje simbolizira i koje je i izvodio na razne načine Adolf Hitler. Quindi perché va bene non tradurre il titolo Mein Kampf? E perché hanno fatto bene chi ha deciso a tenerlo? Perché le parole la mia battaglia, la mia lotta sono riconoscibili e si potrebbero scambiare con altri titoli. Per esempio Knausgaard ha un romanzo che si intitola La mia lotta, quindi si potrebbe confondere con altri. Invece si tratta di un libro simbolo del male, un libro che è più del suo titolo e quindi è bene che abbia mantenuto questo titolo originale. Ne znam kako Njemci, međutim, onda prevode Knausgaard. Dobro pitanje, ne znam. Da, ne znam. Da. Dakle, i Winnie the Pooh, o tome smo već nešto rekli, ali hoću kazati u originalu. Winnie the Pooh je na poljskom Hatka Puhatka. I u poljska djeca odmah znaju što je Hatka Puhatka, dočim im Winnie the Pooh ne znači puno. I samo jednu malu digresiju u vezi s time, zašto je Hatka Puhatka na poljskom jeziku puno prihvaćenija i uobičajeniji naslov za tu knjigu. Prevela je sa engleskog jezika Winnie the Pooha na poljski jezik jedna malo znana, ali vrhunska poljska prevoditeljica, a malo znana, ja bih rekla, iz dvaju razloga. Jedno što je bila žena, a drugo što je bila sestra poznatijeg pjesnika Julijana Tuvima, Irena Tuvim. I ona je tako vješto prevela Winnie the Pooha na poljski jezik da neke formulacije koje je ona oblikovala u poljskom jeziku su postale dijelom tkiva poljskog jezika, da tako kažem. I tako da se danas u kolokvijalnom jeziku koriste neki izrazi iz njezinog prijevoda Winnie the Pooha na poljski jezik, a da to Poljaci danas, govornici poljskog jezika kao materinjeg, uopće ne znaju. Da je to Irenin kombo riječi, neka igra riječi, neki kalambur i slično. Winnie the Pooh è stato tradotto con molto successo in polacco e i bambini polacchi conoscono Hatka Puhatka immediatamente, non sanno, non conoscono il termine originale, e dall'inglese lo ha tradotto una traduttrice straordinaria ma poco conosciuta, probabilmente poco conosciuta perché era donna e perché era sorella di un poeta molto famoso, Julian Tuvim. Lei si chiamava Irena Tuvim e la sua traduzione è talmente abile che alcune delle formule, giochi di parole sono entrate nella lingua polacca, così che i parlanti polacchi oggi non sono consapevoli di utilizzare i giochi di parole coniati da questa bravissima traduttrice, entrati nella lingua polacca attraverso la traduzione di Winnie the Pooh. I ovako su izgledala originalna... Queste erano le copertine dell'originale. Krivo, originalna, poljski prijevod. Le copertine della traduzione polacca. Dakle, mi ga u tim njegovim pričicama pratimo, on je gladan, stalno mu se jede med, doživljava razne avanture i pustolovine, prate ga njegovi prijatelji, daju mu savjete, daju mu podršku, uvijek su uz njega, uvijek su prijatelji. Dakle, nikad nisu mu na smetnji ili da mu na bilo koji način onemogućuju, upravo obrnuto. Dakle, uvijek nešto mudro nauče jedni od drugih, uvijek su tu jedni za drugi. Dakle, svi su likovi, ili gotovo svi likovi u toj knjizi su pozitivni. To je dakle radikalno drugačiji sadržaj i poruka knjige u odnosu na Mein Kampf.
I sad se zapravo vraćamo ponovno našoj pjesmi. E quindi riassumo brevemente, conoscete la storia di Winnie the Pooh, tutto molto positivo, gli amici lo aiutano, imparano sempre qualcosa di nuovo, quindi c'è questo contesto molto, molto positivo, molto edificante. Donijela sam još jedan prijevod ove iste pjesme na srpski jezik. Ho portato un'altra traduzione di questa poesia in serbo. Samo da dodam, možda nije važno, ali bih htjela to kazati. Ja smatram da to što nazivamo te jezike srpskim ili hrvatskim ili bosanskim ili crnogorskim ne govori, više govori o politici negoli o prirodi tih jezika, tako da svaki govornik hrvatskog jezika koji nikad nije bio u Srbiji bez problema može razumjeti ovaj prijevod, ali nije to razlog što sam ga donijela, nego jedno prevoditeljsko rješenje za kojim je posegnula poznata srpska prevoditeljica poljske književnosti na srpski jezik Biserka Rajčić. Quindi faccio solo una premessa, ma io avevo prima detto che la professoressa è firmataria della dichiarazione della lingua comune, quindi dice che considera queste lingue divise solo dalla politica, che non si tratta della diversa natura di queste lingue, come lo dimostra anche la nostra capacità di leggere questa poesia, ma ce la porta per dimostrare una soluzione particolare di questa traduttrice, che è una traduttrice molto nota e affermata. I to rješenje ćete vidjeti u zadnjem stihu, ta ruka, to je sasvim dovoljno da se napiše Mein Kampf, do tog mjesta je to vrlo slično rješenju na hrvatskom jeziku, ili Ciccia Tomina Kolbe. Allora vedete questa soluzione, l'ultimo verso dimostra un'importante differenza. Ciccia Tomina Kolbe in italiano e... Grazie. Dakle, potpuno drugačije Ciccia Tomina Kolbe. Da, i to je zapravo za teoretičare ili analitičare prijevoda vrlo zanimljivo mjesto gdje možemo razumjeti odluku prevoditeljice da posegne za tim naslovom. To je vrlo poznat naslov i u našoj kulturi, ja bih rekla, percipiran kao naslov dobrog i u humanističkom smislu pozitivnog književnog dijela. Dakle, također, jer danas bismo možda u svjetlu postkolonijalizma i drugčije čitali taj roman, ali u kulturi zapadno je on poiman i percipiran kao knjiga koja bi možda u istom registru stajala kao i Winnie the Pooh. Dakle, ona ne simbolizira nikakvo zlo, ako zanemarimo, dakle, ova novija čitanja, ali nećemo sad ići u tom smjeru. Allora, per capire questa scelta della traduttrice, si tratta di un titolo La capanna dello zio Tom, di un titolo pure largamente noto e percepito come un'opera positiva, un'opera letteraria che trasmette valori positivi. Naturalmente oggi le letture postcoloniali hanno delle critiche, ma noi non ci fermiamo su questo aspetto, lo prendiamo come era percepito prima di queste critiche nell'ambito occidentale, come un'opera che non comporta nessuna idea del male. Dakle, možemo kazati da je njezin odabir Ciccia Tomine Kolbe pogrešan, jer imala je mogućnost srpski prijevod Winnie the Pooha. Dakle, imala je mogućnost naprosto posegnuti za istim naslovom za kojim je posegnula Šimborska i staviti Winnie the Pooha, a njezin je odabir ispravan u smislu da je ipak posegnula za jednim bestsellerom koji kritizira robovlasničko društvo i
participira, koliko književnost može participirati u društvenim promjenama, u pokretu za ukidanje ropstva, ova knjiga je imala svoje važno mjesto. Quindi possiamo considerare la sua scelta come sbagliata perché aveva a disposizione la traduzione serba di Winnie the Pooh e la possiamo considerare anche come corretta perché utilizza un'opera analoga che è comunque ugualmente un best seller che ha avuto un ruolo importante nella lotta alla schiavitù afroamericana e quindi sì, possiamo considerarlo un titolo analogo. I to nas zapravo ponovno vraća pjesmi, odnosno njezinom razumijevanju. U prvom dijelu anatomski opis šake, u drugom dijelu zapravo otvaranje mogućnosti što sve s tom šakom možemo napraviti. Tako da bi možda, se vratimo na naslov, riječ ruka bila također dobro rješenje, jer kroz samo 27 riječi u originalu Šimborska zapravo otvara jedno važno filozofsko pitanje koje svi sebi možemo postaviti. Svi imamo iste startne pozicije u nekom fiziološkom, fizičkom, organskom smislu, ali ne činimo svi isto, ne ostavljamo svi svojim rukama isti trag, neko njome nanosi zlo, neko njome čini dobro, neko je drži u džepu i ne čini njome ništa. Dakle, u svakom slučaju ta pjesma govori najmanje o ruci, a puno više o tome što s njome radimo. Questo ci riporta alla comprensione, all'interpretazione della poesia che è, come ricordate, divisa in due parti, la descrizione anatomica e la questione di cosa facciamo con questa mano, e in questo senso forse anche torniamo a capire che anche la mano ruka in croato poteva essere una buona opzione perché in queste 27, solo 27 parole, Szymborska nel testo originale apre una questione filosofica che in verità ci porta a riflettere sul fatto che tutti inizialmente abbiamo le stesse posizioni di partenza, ma non facciamo tutti le stesse cose, non lasciamo tutti la stessa traccia, qualcuno questa mano la tiene in tasca e non fa niente, qualcuno fa male, qualcuno fa bene e quindi siamo anche come dodati u kategorijama počinitelja, promatrača i... Dapače, Certo, quindi siamo nelle categorie varie morali e quindi filosofia morale di questa poesia è tutta in queste poche 27 parole. I možda da dodam, s obzirom na trenutak u kojem živimo i vjerojatno i prisutnost koja je sad već svima očigledna, ponovnu prisutnost u jednom novom zamahu nacističkih simbola. Sad, ja sama stojim pred dvojbom. Radi li se među mladim ljudima koji posežu za nacističkim simbolima i nacističkom retorikom o potpunom neznanju? Ako je tako, to bi bila dobra vijest, jer to znači da bismo s malo edukacije zapravo to mogli promijeniti, ili se radi o znanju što to znači i kakvu pozadinu ta simbolika, zapravo tešku povijesnu pozadinu ima. Ako je ovo drugo posrijedi, onda je to jako loša vijest. E qui mi devo collegare al tema dei nostri tempi in cui è sempre più diffusa la presenza di simboli del nazismo, soprattutto fra i giovani. Qui mi chiedo se si tratta di un'inconsapevolezza e una ignoranza, che potrebbe essere una buona notizia perché vorrebbe dire che con un po' di educazione riusciamo a correre ai ripari, oppure invece di una conoscenza del male, e questa sarebbe veramente una brutta notizia. I da se vratimo našem pitanju prevoditelja, odnosno možda je ovo jedan teorijski dio koji ovaj put mogu skratiti. Htjela sam samo
skrenuti pažnju na to da se uloga prevoditelja u kulturnom, nekom širem kulturnom polju zapravo jako promijenila i to u samo nekoliko desetljeća. Osegnete li za bilo kojom knjigom od prije 50 godina prevedenom na talijanski ili ne znam, na hrvatski ili poljski jezik, gotovo da ćete morati tražiti ime prevoditelja. Ono će biti... Koliko godina, prosti? Ja mislim samo 30 godina ranije ili 40. To ime prevoditelja će biti negdje ovako, tamo među impresumu, tu negdje. Ovo nije prevedena knjiga, ali u svakom slučaju ili možda tek ovdje. A sad je gotovo pravilo u izdavaštvu da ime prevoditelja stoji već na samoj naslovnici, na koricama. Vrlo često mnogi izdavači sada uz bilješku o piscu stavljaju bilješku o prevoditelju, stavljaju prevoditeljevu sliku u knjizi koju je on samo preveo. Ovo samo stavljam navodnike. È successa una piccola rivoluzione negli ultimi 30 anni circa, in cui c'è stato un grande riconoscimento di questo ruolo del traduttore come coautore del testo. E prima di questo cambiamento, 30 anni fa, i libri uscivano col nome del traduttore scritto in piccolo nell'impressum, o forse neanche riportato. Oggi è proprio, anzi io ako mogu dodati, prevoditelji gotovo zvijezde. I to, da, i to molto spesso sono, veramente accompagnano gli autori, sono delle star, sono molto riconosciuti, il loro lavoro è molto riconosciuto, riportato spesso sulla stessa copertina del libro. Molto spesso gli autori, oltre alla biografia dello scrittore, aggiungono anche la biografia del traduttore, mettono la foto del traduttore, quindi la posizione sociale, il ruolo simbolico, il valore simbolico che ha il traduttore oggi è molto migliorato, è molto più riconosciuto il suo lavoro. I za kraj, bližimo se kraju, još jedna pjesma Vislave Šimborske, koja se na poljskom zove na grobek. Či mogu pana poprositi? Kolegi, starosvjetska je većina otoka poluvješi. Pjesmi odpočení, zpracovači věžení, pominuli trup nie, należał do żadnej z literackiej grupy, ale też nic lepszego nie ma na nowej mogile. Oprócz tej rymowanki łupiany środek, przychodni, wymisteczki mózg elektronowy i nad losem Szymborskiej powinno się Dziękuję bardzo. Mówimy na talijanskom. Bisogna una virgola antiquata, fateci di qualche poesia. La parola degnata, per il cosa, sebbene la deculta, i gruppi letterari stesse ben distanti, anche sulla tomba di Maria non c'è niente. Questa Caterina, un buffalo alla gamba. Stai dalla buona stampa personale passante, sullo stato di Šimborska, nel Giamsaka. Grazie. I epitaf na hrvatskom. Kome se čita? Non se ti pročitati. Kozarez staromodna tu počiva. Autorica par pjesama. Spokojno sniva u zemlji da živoj. Iako vlasnica trupa ne bježe članicom pjesničkih grupa. Na ploči nema znakova slave, tek ovi stihovi Čičak i Sova. Putniče izvadi iz torbe mozga svoga sprave i na tren se zamisli nad sudbinom Vislave. Ovu sam vam pjesmu donijela, a pripremila sam, pa vam mogu mailom preko profesorice poslati, 11 verzija prijevoda ove pjesme na srpsko-hrvatske jezike, da tako kažem.
11 različitih. različitih prevoditelja. Različiti prevoditelji. Neke su verzije od istog prevoditelja koji je, na primjer, 10 godina kasnije napravio novu verziju i tako. Quindi io vi ho portato questa poesia per questa parte del nostro incontro, ma poi via mail vi posso condividere con voi 11 versioni di questa poesia esistenti in croato e in serbo, di vari traduttori, alcuni sono dello stesso autore che a distanza di 10 anni ha fatto una nuova versione. Tih 11 prijevoda crnogorskih, bosanskih, hrvatskih i srpskih prevoditelja zapravo pokazuje manje razlike između tih jezika, a više razlike između samih prevoditelja. Dakle, čak jedan te isti prevoditelj je napisao, odnosno preveo 2-3 različite varijante te iste pjesme. Čak i prevoditelj sam sa sobom nije na miru kad prevede pjesmu, to nikad nije konačno. To je samo jedna od njegovih verzija prijevoda te pjesme. Queste 11 traduzioni dimostrano meno le differenze tra le varie lingue, croata, serba, bosniaca e montenegrina, e più le differenze tra i traduttori, anzi fra un singolo traduttore che non è mai in pace, non si accontenta mai. Ova pjesma je iz 1962. iz njezine zbirke Su. Usput samo da kažem, Šiborska je uvijek zapravo objavljivala malo. U trenutku kad je dobila Nobelovu nagradu imala je sve skupa napisanih oko 250 pjesama, a do kraja života ih nije napisala više od 400. I zapravo samo na izgled ova pjesma pripada takozvanoj pogrebnoj, odnosno funeralnoj lirici, gdje lirski subjekt tematizira vlastitu smrt, vlastiti odlazak, ali ta je smrt ovdje prikazana vrlo autoironično. Questa poesia è del 1962, in genere Szymborska ha scritto poco, prima di vincere il Nobel aveva scritto circa 250 poesie, e dopo in tutto ha circa un opus di 400 poesie. Questa poesia appartiene alla lirica, possiamo dire funerale, ma naturalmente qui è molto specifica perché è detta con un tono fortemente autoironico. Za prevoditelja vrlo izazovna pjesma, između ostalog jer se rimuje. I u tih 11 prijevoda koje ću vam poslati, oni koji među vama znaju hrvatski moći će ih čitati. Većina prevoditelja je odustala od rime. Dakle, preveli su tu pjesmu slobodnim stihom jer nisu mogli očuvati i rimu i smisao i pronaći ekvivalente u ciljnom jeziku. Osim toga, tu je 13-terac. 13-terac je i u tradiciji književnoj i u Poljskoj jedno, u hrvatskoj književnoj tradiciji nešto drugo. Rima je A, A, B, B, C, D, C. Dakle, to je posljedna lirika sa jako puno stilskih figura, među kojima je apostrofa, metafora, usporedba, personifikacija, nabrajanje i tako dalje. To su sve, dakle, oni elementi, ako se sjećate s početka predavanja, sve je to bilo davno, koje sam spominjala kao mogući nositelji smisla. Dakle, tu imamo i ritam, i melodiju, i stih koji ima, da tako kažem, povijesni jedan teret u konvenciji književnoj. Imamo i autoironiju, jako puno, dakle, zadaće za prevoditelja koji je, rekli smo, jedna vrsta bumbara. Questa poesia è una vera sfida e vedrete quando vi manderò queste 11 traduzioni che la maggior parte dei traduttori ha rinunciato alla rima. Inoltre la poesia è scritta nel verso di 13 sillabe che nella poesia polacca ha un altro significato, questo si chiama metametrico, quindi ogni tipo di verso comporta un significato di uso tematiche che comporta il suo uso, e in croato invece ha un altro significato metametrico, quindi è piena di figure retoriche, e tutti questi elementi compongono quello che all'inizio della lezione abbiamo nominato come potenziali portatori di senso. Se ricordate, rima, ritmo, verso, tutti quelli possono essere, in ognuno di questi può essere concentrato il senso della poesia.
Qui ne abbiamo tanti e quindi siamo veramente dei calabroni qui davanti a questa poesia sguarniti di momenti per capirla. I kratko samo zapravo nešto o toj pjesmi. Dakle, lirski subjekt govori o smrti pjesnikinje. Autorica je, dakle, autorica paru vjerši, dakle tu već vidimo jednu autoironiju, autorica paru nekoliko pjesama, dakle jako malo. I pjesnički subjekt zapravo zamišlja vlastitu smrt i zamišlja epitaf, odnosno onaj tekst koji stoji na nadgrobnoj ploči. Ono što je tipično u ovoj pjesmi, inače za poetiku Šimborske, da je potpuno lišena sentimentalnosti, svake vrste patetike, da kao ni u drugim njezinim pjesmama nigdje nećemo naći ni diskretnu, a kamoli neku eksplicitnu aroganciju, nego uvijek diskrecija i skromnost. I ono što još tu pjesma iznevjerava, kad govorimo o mrtvima, najčešće govorimo tako da im opraštamo sve što im se može oprostiti, a da ističemo, pa kad prenaglašavamo do hiperbolizacije njihove dobre strane, ako ih nije bilo, onda ih izmišljamo. Jer mrtvi su, pa je to ono što mislimo da im dugujemo. Međutim, ovdje se događa obrnuto. Postignuća te pokojnice se umanjuju, gotovo da se negiraju, ali se sugerira da je smrt demokratična i zapravo da su pred njom svi isti, osim što nikoga ne preskače. Dakle, i na kraju onim stihom vječni spokoj podarit će joj zemlja, zapravo ona aludira da ne vjeruje u život vječni i spominjem to opet usput, a u svakom slučaju svjesno i namjerno. U vrlo katoličkoj Poljskoj Šimborska je uvijek javno, pa čak i u pjesmama, ali i u svojim javnim istupima naglašavala da je ateistica. Dakle, jedna u svakom smislu atipična javna figura. Quindi proviamo ad interpretare questa poesia. Abbiamo un soggetto lirico che parla della propria morte e parla in una maniera, noi quando in questo genere di poesia, cioè in questo genere anche di discorsi dei morti, tendiamo a ingigantire le cose buone e trascurare quelle negative. Lei invece fa il contrario, parla dei propri successi diminuendone l'importanza e descrivendo la morte come democratica. È assolutamente priva di qualsiasi sentimentalismo patetica o per esempio arroganza, non sa esserlo, non sa darsi importanza, è un personaggio discreto, umile e quindi ha una notevole importanza anche l'ultimo verso in cui lei dice la terra le darà eterna pace, dichiarando praticamente di non credere nella vita dopo la morte. In una colonia molto cattolica il suo dichiararsi ateista ha avuto sempre molta importanza pubblica. Una preghiera eterno riposo. Come c'è in italiano? Una preghiera eterno riposo. Sì, eterno riposo. Sì, eterno riposo nella terra, è vero, però qui ha anche il significato che lei non vede altra vita ma quella della terra. Prende la parola cattolica, è vero. Kaže kolegica da ona zapravo preuzima, ako je to odgovara talijanskom, katoličku formulu, neka nađe vječni spokoj u zemlji, a da bi rekla da zapravo ne vjeruje u ono. Da. Uglavnom, htjela sam kazati, niz je ozbiljnih zadaća pred prevoditeljem koji želi prenijeti ovu pjesmu u svoj jezik i otuda, ako budete čitali te različite prijevode, i različita rješenja, katkada i potpuno neočekivana. Ono što, kako imenujemo
različite prijevode jednog te istog književnog teksta je serija prijevoda. I serija prijevoda, iako zvuči kao neko mnoštvo različitih varijanti, katkada se može sastojati od samo jednog prijevoda. Zašto? Zato što prijevod zapravo nikad nije konačan. Zato što svaki prijevod je samo prvi od beskrajno puno mogućnosti prijevoda, tako da serija se može sastojati od samo jednog prevedenog teksta koji onda poziva zapravo na nove prijevode i nove pokušaje. Queste molteplici possibilità ci portano è un termine tecnico quando abbiamo davanti una serie di traduzioni dello stesso originale, lo chiamiamo proprio così, serie di traduzioni, ma una serie di traduzioni può essere rappresentata anche da un'unica traduzione, dato che la traduzione è sempre un momentaneo fermarsi del lavoro di traduttore che in un momento quindi decide di fissare ma continua a pensarci e quindi è un risultato temporaneo. Qui abbiamo la serie delle traduzioni. I zapravo da se vratim na početak i time završim, prevoditelj jest neka vrsta kirurga jer ide tekstu pod kožu, jest neka vrsta bumbara zato što nikad nije dorastao zapravo finoći teksta u koji želi prodrijeti, ali ono što se od prevoditelja očekuje jest da bude suautor, da bude drug autoru čiji tekst prevodi. I on je i kirurg i bumbar, ali u svakom slučaju i autor tog teksta na novom jeziku. E quindi per concludere possiamo dire sì, certamente il traduttore poetico è un chirurgo che va sotto la pelle, sotto la cute del testo, è un calabrone perché non ha l'altezza, ma quello che deve diventare un coautore, un compagno dell'autore che gli sta accanto e cammina. I kao neko ko se bavi prevođenjem, zapravo sam puno veći zagovornik, dakle dva su ugrubo pristupa prijevodima, jedan može biti preskriptivni, odnosno onaj koji propisuje, koji određuje kako treba prevoditi, i drugi deskriptivni koji zapravo govori o prijevodu opisujući ga, a ne ocjenjujući ga. Ja, dakle, kao neko ko se puno muči nad prijevodima, sam puno zahvalnija deskriptivnom pristupu prijevoda, dakle da ga neko analizira, a ne da ga strogo ocjenjuje, jer to strogo ocjenjivanje je uvijek puno lakše od samog prevođenja. E quindi ci sono generalmente due approcci nell'analisi delle traduzioni, una è prescrittiva, quella che prescrive quello che dovrebbe esserci e che è molto critica, tendenzialmente quindi valorizza e dà giudizi, e invece l'altro approccio all'analisi della traduzione poetica è descrittivo, quello che quindi cerca di capire, comprendere, di interpretare le scelte, sicuramente sono più favorevole a questo approccio. I možda zadnja rečenica, s obzirom da studirate strane jezike koji nisu vaši materinji, vi zapravo ulazite ne samo u drugi jezik, ulazite u drugi svijet i mislim da razumijemo puno bolje vlastiti ulazeći u tuđi. Da ostanak u svom jeziku, svojoj kulturi, svojom nekom zatečenom svijetu je zapravo ostanak nekoj vrsti kulturnog, jezičnog, nacionalnog uterusa. I da je izlazak uvijek bolan, ali divan. Una conclusione, messaggio per voi che studiate le altre lingue e entrate negli altri mondi, naturalmente quello che conoscete al di fuori della vostra lingua e del vostro ambito nazionale è sempre un arricchimento per voi stessi, è un'uscita dal vostro uterus
nazionale linguistico che può essere dolorosa, ma è sempre una rivelazione. Moram prije svega zahvaliti kolegici profesorici Natki Badurin. Ovo je bilo teško i jako lijepo. Bilo je užitak. I Ecco, hvala è vam stato puno što piacere. ste došli. Diamo adesso la parola, damo priliku studentu. Da pače. Ja samo moram izraziti zahvalnost što ste uopće došli, a sad da pače. Professoressa Cilic è grata per la vostra attenzione e la cura con cui avete seguito la lezione. Vi ringrazio anch'io. Grazie davvero.